Salvatore Architravo, buongiorno. Buongiorno. Senti, com'è andata col nonno? Con te, il nipote di Mario Trevi, che è stato nostro ospite, no? Meraviglia, ragazzi. Devo dire, Che è meraviglia. stata una puntata emozionante. Andate a cercare gli spezzoni proprio sul profilo, gli spezzoni, le immagini proprio sui profili di Mario Trevi, no? Tu li hai messi ovunque, Salvatore, Comunque è stata anche nonno è rimasto veramente felice e soddisfatto. Senti, io ti ho chiamato. Dimmi, scusami. No, mi rivide e mi ritelefonò, a parte di sei controllato, si chi le dian non è al FIR, che è la prima cosa che mi chiese. Sì. E poi mi disse, non so che è venuta una bella cosa. Senti, ti ho chiamato perché questa non l'abbiamo mai fatta, sono 15 anni non l'abbiamo mai fatta, ma perché nelle canzoni napoletane non si parla mai di Pasqua? Voglio dire, siamo invasi, no, da canzoni dove viene in qualche maniera o celebrato o citato il Natale, ce ne sono tante, sì. Ma di Pasqua, a parte Roppa Pasqua viene ma pesca, che insomma che è meravigliosa, divertente, Ma no, penso ci siano delle canzoni legate alla Pasqua. Devo controllare. E può controllare appena ritrovato, mi chiama? Certamente. Grazie Salvatore Architravo, un'enciclopedia giovane che cammina. Grazie. Stai lì, intanto voglio sentire Salvatore Architravo. Salvatore. Buongiorno. Allora, esistono canzoni napoletane, perché io sai, no? Ci sono. Alcune sono dedicate alla Pasqua, alcune sono ambientate a Pasqua. Quindi... tipo, dimmi qualcuna. Allora, quelle ambientate, per esempio, c'è sta canzone Ambriaca, che è a Notte Pasqua. Quello è vero, succede a Notte Pasqua, sì. Poi ci sta una canzone del Festival di Napoli del 67 che si chiama Non spezzare sta catena, di Buonome e della Doris. Vero. Poi c'è una di Mero, la Campani Pasca. Campani Pasca di Mero, però è sempre della serie Mena Gioia, perché sono tutte canzoni ma canine, non si chiama no, ma pure a Natale. Ma noi a Natale teniamo solo canzoni napoletane, lo scoppiano le tragedie a Natale, eppure per Pasqua, ecco. Poi invece c'è, dopo Pasca di De Gregorio del 51, quella la metto. Pasqua viene del 57. Quella la metto tra poco nella versione di Sergio Bruno, che è troppo divertente. Poi ci sta Pasca del Rose di Giambattista De Curtis e di Ernesto De Curtis del 1906. C'è Domenica dei Palm, sempre dei fratelli De Curtis del 1902. È vero. Senti, ma invece quel capolavoro di Di Giacomo, no? La Sam fa Dio, è quella poesia, non è mai stata musicata, credo, no? Non credo. Non credo. Va bene, allora Salvatore, sei sempre il numero uno, metteremo qualche canzone napoletana di Pasqua sperando che sia un'allegre, va bene? Ok? Speriamo. Grazie, Enciclopedia Vivente, grazie.